Cari amici telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo al piccolo rifugio di Vittorio Veneto. Siamo qui a pochi giorni dalla Little Run, la quinta edizione della corsa benefica in favore del piccolo rifugio di Vittorio Veneto. E siamo qui per far conoscere ai nostri telespettatori i risultati della raccolta fondi di quest'anno. Allora, chi mi dà la cifra esatta? Ho qui tra l'altro Deborah Denardi, una degli organizzatori di Little Run, e Dino Mulotto del piccolo rifugio. Andrei subito con la cifra e dopo commentiamo un po'. Sveliamo, prego, rullo di tamburi. 12.800 euro è la cifra che è stata raccolta nonostante tutto, nonostante le difficoltà, in questa edizione 2021 di Little Run. Allora, partiamo da Deborah. Quanta soddisfazione c'è in questa cifra, in questo numero, in questo cartello che porti davanti a te? Tantissima, anche perché i dubbi sono sempre tanti, le paure di non riuscire, le paure quest'anno a maggior ragione con tutto quello che c'è stato, che continua a esserci. Davvero fino all'ultima ora abbiamo sperato di poter farla in presenza e di poter avere tanti amici partecipi quella giornata. Anche il meteo non era stato dei migliori, le previsioni più che altro, perché poi effettivamente il meteo domenica è stato anche lui dalla nostra parte, quindi soddisfazione totale. E a Dino Mulotto chiedo appunto, tanta gente che si è messa a camminare, si è messa a correre, ha messo mano anche al portafoglio per aiutare gli amici del piccolo rifugio. Quello del giorno di Santo Stefano sta diventando un appuntamento imprescindibile. Sì, direi che quest'anno abbiamo rischiato grosso, perché fino a una settimana prima era molto difficile. Noi abbiamo fatto dei concerti dove non sono venuti i coristi, insomma eravamo molto preoccupati, e anche il meteo, come diceva Deborah, non ci metteva tanto tranquilli. Invece guarda, è stata una cosa stupenda, giornata non stupenda ma bella, calda, insomma i ragazzi hanno camminato bene, ho visto un sacco di gente. Pensa che quando siamo arrivati qui alle 9 per portare i ragazzi c'erano già le prime persone che arrivavano. Io non lo so, è una cosa che mi sorprende, ho detto ma cosa sta succedendo? Ma probabilmente si vede che questa è una cosa che piace a tante persone, che quindi continuano a venire, quindi io non ho che parole di ringraziamento per la Deborah, per tutta l'organizzazione che ha fatto quello che ha fatto, ho visto dove eravamo quando si andava per la strada, c'erano ogni incrocio, c'era qualcuno che ci segnalava proprio molto bene, Un grazie va anche all'Associazione Lucia Schiavinato, che qui ha fatto davvero un bel ristoro, quindi direi insomma che è andato tutto bene. Poi alla fine, quando stamattina ho fatto i conti completi, insomma è proprio da dire ma che sta succedendo? Questo è proprio, direi che il nostro motto l'amore vince, qui c'è e ci va tutto in pieno, quindi grazie a tutti. Certamente, ricordiamo che la modalità di quest'anno, anche decisa un po' all'ultimo minuto per far fronte alle ultime decisioni di tipo governativo, è stata quella di non fare una partenza così corale di gruppo come invece gli anni scorsi. Era bello vedere questo fiume di gente partire dal Marco Polo Sporting Center, ma avete deciso che chiunque fosse arrivato al Marco Polo sarebbe partito nel momento in cui lo riteneva più opportuno. Questo ha consentito di evitare gli assembramenti e quindi insomma è andato tutto bene. Vi aspettavate un risultato del genere? Allora, no, lo speravamo, però è sempre una grande sorpresa. Anche perché sì, come hai detto tu, all'ultimo momento abbiamo dovuto rivedere un po' l'organizzazione della manifestazione, però hanno risposto tutti veramente bene, sono stati tutti bravissimi, perché io sono stata al Marco Polo e tutti con la mascherina, tutti che comunque cercavano di non creare troppo assembramento, anche i ristori li abbiamo gestiti bene, i volontari lungo tutto il percorso sono stati bravissimi e quindi sì, cioè, non ce l'aspettavamo, ma siamo veramente molto contenti. Ormai bisogna dare l'appuntamento all'anno prossimo.
Sono loro che organizzano, noi va bene, ma figurati, aspettiamo il prossimo anno, dai, lasciamoli respirare, altrimenti... No, sai la cosa bella? Che domenica sera, mentre mi stavo facendo la doccia, mi chiama la moglie e dice guarda che stanno facendo a Rai 3, e ho detto ma è possibile? E poi l'hanno fatto rivedere lunedì mattina sempre a Rai 3 sul nostro televisore, non so se avete visto. Quindi insomma ha varcato i confini di Vittorio Veneto. Proprio di sì, questo dà una grande soddisfazione anche ai nostri dirigenti per capire che quello che facciamo lo facciamo con testa, con amore, con passione. Quindi io cosa posso dire a queste persone qua? Grazie davvero, che senza di voi non sarebbe possibile, invece facciamo miracoli con queste cose qui, grazie. E il sorriso traspare sotto la mascherina di Dino Mulotto e di Deborah De Nardi. Io vi ringrazio perché qui gli ospiti sono tanti, andiamo a vederci ancora qualche immagine della Little Run 2021 e poi ci ritroviamo qui. Ancora qui al piccolo rifugio di Vittorio Veneto, come vedete abbiamo tanti ospiti in questa trasmissione un po' improvvisata ma nata dall'esigenza di ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato in vari modi alla Little Run 2021. Allora sono qui con Giulio De Antoni e con Verena Varaschin e con Marzia Pagotto del Marco Polo. Allora abbiamo il Giulio D'Antoni, scuola di maratona, che ha curato parte dell'organizzazione, no? Che cosa vuol dire organizzare un evento sportivo che anno dopo anno sta assumendo una dimensione sempre più considerevole in un momento in cui l'incertezza, possiamo dire, la fa da padrona? Vabbè, come scuola di maratona siamo davvero soddisfatti di aver organizzato anche quest'anno assieme a Deborah e Alessandro questa manifestazione. Ci sono stati momenti un po' difficili come è già stato detto, ma alla fine abbiamo indicato delle condizioni di organizzazione tali per cui siamo sicuri di aver rispettato tutte le norme che erano previste. Un'altra cosa importante è che c'è stata una grossa disponibilità dei volontari. Non è mai così facile trovare volontari come per questa manifestazione. Tutti partecipano con grande entusiasmo e anche noi della scuola di maratona l'abbiamo fatto davvero con entusiasmo. Speriamo di poter continuare anche i prossimi anni a fare questa manifestazione per portare un po' di aiuto ai ragazzi di questo centro. Eh sì, è proprio vero, l'obiettivo unisce tutti indistintamente e fa sorgere anche quei sorrisi nelle facce sia dei partecipanti, sia degli organizzatori, sia dei volontari, quindi ce n'è un po' per tutti. Che cosa vuol dire sostenere un'iniziativa benefica di questo genere e lei come la sostiene? Allora, io ho partecipato fin dall'inizio di questa iniziativa, è un'iniziativa che personalmente non conoscevo questa realtà, ma che negli anni mi ha arricchito veramente tanto e sono orgogliosa di farne parte, sono orgogliosa di aver conosciuto le persone che ho conosciuto all'interno del piccolo rifugio, quindi continueremo comunque a sostenerla molto volentieri e sempre con grande passione. Passione innanzitutto, entusiasmo ancora di più perché Marco Polo Sporting Center da sempre praticamente è la partenza, il punto nevralgico della partenza della Little Run. È bello vedere nel giorno di Santo Stefano, nella mattina di Santo Stefano, in cui ancora ci sono un po' i panettoni che girano nello stomaco, vedere tanta gente che ha voglia sì di fare la corsetta, di fare la passeggiata per star bene, ma per fare del bene. Beh, noi vi accogliamo sempre volentieri a fare una bella colazione per la partenza di questa bella maratona e vi aspettiamo anche il prossimo anno. Ovviamente l'auspicio è quello di ritrovarci tutti il prossimo anno e i due baldi giovani qui dietro, chi sono? Demi Svazzola e Alberto Rizzello. E cosa avete fatto in questa... Io ho spalato neve. Raccontiamo questo retroscena. No, niente, siamo arrivati su, c'era un po' di neve a terra, ci siamo messi là, l'abbiamo tolta, abbiamo messo il tavolino e tutto filato liscio, tutto bene.
Sì, noi andiamo sempre al ristoro di Maren, che è quello più in alto e freddo. Impervio. Allora, grazie appunto a questa rappresentanza delle varie anime che hanno concorso alla buona riuscita della Little Run edizione 2021, ancora qualche immagine e poi di nuovo qui. Ancora qui direttamente dal piccolo rifugio di Vittorio Veneto, vedete tanti sono gli ospiti che hanno deciso di prendere parte a questa nostra trasmissione speciale dedicata ai risultati della Little Run edizione 2021. Allora, siamo qui con Marzia Gava e Saverio Toffolon dell'associazione Lucia Schiavinato e con Tonon Silvia, educatrice del piccolo rifugio. Perfetto, allora, i volontari dell'associazione Lucia Schiavinato, anche loro in prima linea per la buona riuscita della Little Run. Quali sono state le novità di quest'anno? La novità principale è che abbiamo dovuto organizzarci un po' meglio per il discorso del ristoro, perché era un po' difficile determinare come muoversi, come preparare i tavoli, per il discorso appunto di evitare assembramenti. Però è andato tutto bene e qui si sono mossi veramente meravigliosamente bene e eravamo in tanti comunque però dell'associazione e quindi siamo riusciti a girarci un po' con questa difficoltà, insomma, ecco. C'era una macchina oliata che funzionava perfettamente proprio qui dove ci troviamo adesso, ma la novità di quest'anno è stata anche l'animazione dei clown che hanno tenuto banco per tutta la mattinata. Sì, ci sono stati dei clown di un'associazione di Treviso che erano presenti qui, quindi hanno animato durante il ristoro e è stato anche questo un momento piacevole perché c'era della musica, c'era un'atmosfera diversa e quindi questo ha contribuito secondo me a migliorare anche la buona riuscita del ristoro ma anche dell'animazione, insomma, ecco. Il tutto è andato perfettamente e la soddisfazione di aver ottenuto questo risultato anche dal punto di vista economico, diciamolo, credo che sia tanta. Senz'altro, perché avere un risultato così sorprendente è solo di buon auspicio per quello che andremo a fare e a investire questi soldi, perché tutte queste persone che hanno donato, penso col cuore a sto punto, lo si vedeva nei volti di chi passava. Noi eravamo qua al ristoro e tutti ringraziavano di questo momento, di queste 2 ore passate camminando. Io ho visto il sorriso su tutte le persone e il ringraziamento per questa opportunità. Un'opportunità è un'opportunità preziosa anche per i ragazzi, per gli ospiti del piccolo rifugio. Lo sappiamo, nel corso dell'anno tante sono le attività che vengono svolte proprio qui nelle sale che sono alle nostre spalle. E ogni anno, anche grazie ai soldi raccolti dalla Little Run, si possono proporre delle attività anche innovative, diverse, che possono stimolare anche la creatività dei ragazzi. Quest'anno come verranno impiegati i soldi raccolti dalla Little Run? Ecco, intanto io dico grazie, perché grazie a tutti voi che avete partecipato possiamo dire raggiunti i 4 obiettivi che ci eravamo dati a priori e che avevamo trasmesso proprio con te, Federico, dalla tenda TV. I nostri 4 obiettivi erano il pulmino che i nostri volontari potranno utilizzare per le uscite, e poi c'erano i 3 obiettivi più educativi per i progetti del piccolo rifugio. E il primo era il forno elettrico per la cottura della ceramica. Questo obiettivo era dedicato principalmente alle persone con più autonomia, quelle degli appartamenti che noi abbiamo, e con questo strumento riescono a realizzare delle progettualità manuali, ma che sono anche di collegamento con l'esterno, con vendita di oggetti o quant'altro. Un altro obiettivo
che ci eravamo dati era un po' più originale, era un qualcosa dedicato alla pet therapy che vorremmo realizzare e un obiettivo per le persone con una disabilità maggiore che non possono usufruire di attività manuali particolari ma che possono apprezzare la presenza dell'animale, e ci stiamo già muovendo con le associazioni per trovare la possibilità di creare un nuovo collegamento, una nuova opportunità. E l'ultimo progetto che volevamo realizzare è un progetto che ci rende orgogliosi, che è un progetto teatrale che stiamo riuscendo a portare avanti negli anni, ma come ben sapete la pandemia ci ha un po' limitato negli ultimi anni, ma con le vostre offerte riusciremo, grazie anche alla collaborazione dell'Accademia da Ponte, a poter mettere in piedi un altro laboratorio in collaborazione con le scuole, speriamo, incrociamo le dita, che tutto questo sia possibile. Beh, devo dire che gli obiettivi sono tanti e quello che fa piacere è che ovviamente si possano raggiungere tutti quanti. Ma io penso che l'obiettivo più grande l'abbiamo raggiunto con il movimento umano. Ecco, io dico che anche l'associazione VIP, no? Questi clown che non possono più operare all'interno degli ospedali, ma che conoscendoci hanno detto veniamo anche noi. Le associazioni sportive che hanno partecipato in gruppo, nei loro piccoli gruppi. Da educatore dico che questa è la vittoria più grande, ecco. Certamente, infatti il concorso di una miriade di partecipanti, insomma, a questa edizione della Little Run ha fatto sì che in un colpo solo tutti questi obiettivi, più tutti gli altri, insomma, siano stati raggiunti. Lo ripeto ancora una volta, il sorriso nelle vostre facce, nelle facce degli ospiti del piccolo rifugio, il vetro, no? Anche attraverso il vetro, che hanno così voluto partecipare, chi virtualmente, chi direttamente, perché alcuni hanno anche partecipato alla camminata, li abbiamo visti anche nelle immagini, dice più di tante parole. Quindi grazie a voi che siete stati qui, all'Associazione Lucia Scavinato, al piccolo rifugio, a tutti gli ospiti che si sono susseguiti in questo nostro speciale. Grazie ancora a tutti voi per aver raccolto questa cifra record, insomma, anche quest'anno, nonostante tutte le difficoltà. Grazie a tutti voi, grazie a voi per averci seguito, buone feste e viva il piccolo rifugio!